15 anni sono passati da quel pomeriggio del 22 agosto. Era un sabato e, come accade sulle Dolomiti in estate, l'elicottero del SUEM-118 di Pieve di Cadore stava svolgendo la sua generosa e appassionata attività di soccorso. L'ultima missione, un volo di ricognizione sopra Rio Gere, alle pendici del Monte Cristallo. C'era stato un forte temporale che aveva causato uno smottamento e si temeva per l'incolumità degli escursionisti che solitamente affollano quella zona. Dalla piazzola del Codivilla di Cortina, Falco decollò alle 14:32 per dirigersi nella zona di Rio Gere. Gli ultimi contatti via radio vennero intrattenuti per poco meno di una mezz'ora. Poi fu un escursionista che si trovava poco distante a chiamare il 118 per riferire di avere sentito il rumore di un elicottero, poi un tonfo forte. Si saprà in seguito che la 109, l'elicottero in servizio per conto del SUEM-118 di Pieve di Cadore, precipitò dopo aver impattato i cavi di una linea di media tensione. Nel terribile incidente persero la vita il tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, il pilota Dario De Felip, il medico anestesista Fabrizio Spaziani e il tecnico aeronautico del soccorso alpino Marco Zago. I loro nomi sono rimasti scolpiti per sempre sulla roccia delle nostre montagne, scrive il presidente della Regione Veneto, che dopo 15 anni sottolinea ancora una volta la necessità di varare una chiara norma nazionale sugli ostacoli al volo anche in territorio montano. E ora, aggiunge Luca Zaia, anche i droni sono incognite al lavoro dei professionisti del soccorso che aggiungono pericoli a pericoli, mentre la sicurezza nasce dalla consapevolezza del singolo. È un atto di civiltà che deve essere alla base di tutta la società. Una santa messa alle 16 al Capitello di Rio Gere, poi a Cortina alle 20:30 nella Sala Comunale della Cultura la proiezione del film sulla tragedia della Marmolada. Così il 22 agosto l'ULSS Dolomiti con il Soccorso Alpino Veneto e la parrocchia di Cortina commemoreranno Stefano, Dario, Fabrizio e Marco, angeli in terra e in cielo, e si stringeranno alle loro famiglie, cui giungerà l'abbraccio di tutta la comunità che da decenni attende un segnale deciso dallo Stato perché tragedie come quella di 15 anni fa non accadano mai più.